Nella serata del 6 novembre, una potente tempesta ha colpito le regioni venete e friulane, coprendo diverse località di ghiaccio e grandine. Dalle ore 19 in poi, la grandine è caduta abbondantemente nelle province di Belluno, Treviso e Pordenone, con segnalazioni da numerose città. Il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, ha visitato l'ambulatorio di oculistica dell'ospedale San Valentino. Come l'anno scorso, la struttura offrirà visite oculistiche extra per 3 domeniche consecutive. Grazie alla collaborazione del direttore del distretto sociosanitario di Asolo, Simone Tasso, e della dottoressa Alessia Baggio per l'aspetto infermieristico, domenica 5 novembre sono state effettuate 18 visite a pazienti in lista di attesa con prescrizione prioritaria. Altri 36 pazienti saranno visitati nelle prossime 2 domeniche, il 12 e il 19 novembre. In un campo di Granturco quasi maturo, 30 piantine di marijuana sono state scoperte grazie all'uso di droni da parte delle forze dell'ordine. L'agricoltore di 35 anni, residente ad Asolo, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. È stato avviato un processo legale contro l'agricoltore che, però, si dichiara innocente.